Siamo a Nule, in provincia di Sassari, dove si svolge l'11ª edizione di Ida e Manos Bonas, una manifestazione, quella di quest'anno, all'insegna dei saperi e dei sapori. Un percorso a tappe, oltre 50 gli appuntamenti lungo le vie di questo paese che conta circa 1700 abitanti.
provincia Sassari, però è accogliente con tutti. Ci sono i lavori manuali, come ai tempi che prima neanche esisteva Nule, quindi è un paesino piccolo ma accogliente. Siamo in compagnia di Luisa Millino, vedo che sta preparando, facendo un tappeto, un'arte molto difficile. Ma abbiamo iniziato da piccolini, quindi adesso ormai sono 30 anni che lavoro al telaio, quindi viene anche un po' facile. Ecco, normalmente quanto tempo ci vuole per completare, per fare un tappeto di questo tipo? Dipende dal disegno sempre, comunque una ventina di giorni per un tappeto grande.
Siamo con Giuseppe Mellino, sindaco di Nule, comune in provincia di Sassari, famosissimo in Sardegna per i tappeti, ma anche per altre peculiarità che però forse non tutti sanno. Assolutamente sì, è un paese che ha come punto forte del proprio artigianato il tappetto, che viene usato e speriamo di utilizzare come volano per cercare di far decollare definitivamente anche altre produzioni, quali quelle dell'agroalimentare. Parlo dei formaggi del Latopiano di Nule, i famosissimi formaggi del Latopiano di Nule, oppure della lavorazione delle pelli, dei lapidi, eccetera. Un paese di circa 1400 abitanti che ultimamente sta reggendo alla crisi dello spopolamento anche proprio grazie all'ausilio delle imprese locali che danno manforte al continuum di crescita della popolazione. In compagnia di Angela, buonasera. Innanzitutto cosa sta preparando? Buonasera, allora questo è l'impasto per le focacce di patate, da noi chiamate sascuzzulas. Nonostante i tanti macchinari però certe cose si fanno ancora a mano. Sì, questo viene lavorato a mano, poi ovviamente essendo un impasto anche un po' grande ci aiutiamo un po' con l'impastatrice, vabbè in questo caso. Una promozione è quella del vostro territorio, del vostro comune, che passa anche per manifestazioni, qual è quella di Idda e Manos Bonas, arrivata all'11ª edizione, un modo per conoscere il percorso non solo dei sapori ma anche dei saperi e anche quello abbiamo visto per esempio i due nuraghe, insomma anche altre bellezze del territorio. Assolutamente, Nule, come ho detto prima, non è solo famoso per i tappeti, ma abbiamo anche altre realtà importanti, quali l'archeologia. Basti pensare che una statuetta di toro androcefalo ritrovata a Nule, depositata al Museo di Cagliari, è un unicum a livello archeologico dei ritrovamenti fatti in Sardegna. Abbiamo la particolarità di avere all'interno del nostro territorio un nuraghe trilobatto, paragonabile a quello del più famoso nuraghe di Torralba, Santo Antine, che ha l'unico deficit di non essere, diciamo, facilmente visitabile a causa della posizione geografica che purtroppo danneggia Nule rispetto ad altre realtà.
Parliamo di Ida Emanos Bonas, dicevamo una manifestazione arrivata all'11ª edizione che conferma insomma, la bontà del vostro progetto. Assolutamente sì. Io assieme a tutta la mia squadra, assieme a tutta l'amministrazione, ci eravamo prefissati da tempo l'impegno e una scommessa che noi ci siamo posti, ovvero quella di cercare di creare un indotto attorno al prodotto simbolo che abbiamo, che è il tappeto, in modo tale da far definitivamente decollare la nostra economia. Questo lo possiamo fare in due modi: valorizzando le nostre produzioni locali e quindi incentivando manifestazioni come questa, promuovendo diciamo, la formazione dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, garantendo quindi una risorsa continua di professionalità all'interno del nostro circuito paesano, e anche provando a incentivare queste manifestazioni con l'ausilio della Comunità Europea, con la messa in opera di vari progetti, quali per esempio l'ultimo che abbiamo depositato in regione, che era quello che è un progetto Interreg che riguarda Nule come capofila per un progetto sull'artigianato artistico.
leva le mani. la palada, y la palada, y la palada de San Antonio.